Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Messina, un docente di un istituto superiore indagato per presunti incontri sessuali con studenti minorenni. L'addescamento forse partito dalle chat. La Sicilia è invasa dai turisti per il Ponte dell'Immacolata. A Catania il sole ha invogliato viaggiatori e residenti a passeggiare in centro tra selfie, ricordo e acquisti di souvenir. A Palermo vince lo street food, in cima alle preferenze meusa e pane e panelle. Al mercato di Ballarò la cucina tradizionale non teme il confronto con le tentazioni della nuova frontiera alimentare. Nelle vie dello shopping è già corsa ai regali da mettere sotto l'albero, ma sulle spese natalizie pesa l'inflazione. Secondo Confcommercio, però, il 70% dei siciliani non rinuncerà ai regali di Natale. Caro voli, per l'antitrust non c'è prova di un cartello tra le compagnie per far lievitare i prezzi, ma le associazioni non mollano e aspettano l'esito dell'indagine sugli algoritmi che determinano le tariffe. Il calcio, torna il derby tra Messina e Catania. Per la sfida del Francoscoglio, Lucarelli spera di recuperare Di Carmine al centro dell'attacco. Possibili novità nell'11 iniziale. Scandalo a scuola, a Messina c'è una doppia indagine su presunti incontri sessuali di un docente di un istituto superiore con gli studenti. L'addescamento forse è partito dalle chat. Francesco Triolo. Una storia tutta da chiarire sulla quale c'è il massimo riservo. La Procura della Repubblica di Messina, diretta dal procuratore facente funzioni Rosa Raffa, e il Tribunale dei minori, guidato dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, hanno aperto un'indagine sulla vicenda di un professore dell'Istituto Tecnico Superiore IACI, iscritto nel registro degli indagati perché avrebbe avuto più incontri sessuali, a quanto pare, con alcuni alunni e ragazzi minorenni, dopo aver pubblicato alcuni annunci espliciti su delle chat per cercare di avere contatti. A darne notizia oggi è la Gazzetta del Sud. A lavorare all'indagine è il nucleo investigativo dei Carabinieri, che sta vagliando una mole enorme di documenti tra telefonini e computer per ricostruire tutto. Sembra che già alcuni ragazzi sarebbero stati sentiti come persone informate dei fatti, con tutte le cautele tecniche che bisogna rivolgere agli adolescenti, quindi molto probabilmente con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Da chiarire se gli incontri siano stati preceduti solo da contatti sulla chat o sulle varie chat adoperate dal docente, oppure se ci siano stati degli accordi presi anche a scuola. Si cerca di ricostruire nella maniera più verosimile tutti i fatti che si sono verificati nei mesi scorsi, ma si tratta, come è comprensibile, di un'indagine delicatissima. Ancora giallo sull'omicidio di Francesco Simone, il 69enne ucciso ieri mattina nel suo appezzamento di terreno a Favara, Melagrigentino, mentre era intento a raccogliere la frutta. L'autopsia stabilirà quanti colpi hanno centrato e ucciso il commerciante di automobili. L'agguato, di cui è rimasto vittima, ha tutte le caratteristiche dell'esecuzione. Sarebbero stati diversi i proiettili esplosi, alcuni dei quali indirizzati al volto. È iniziato il lungo ponte dell'Immacolata, con la Sicilia presa d'assalto da migliaia di persone. Meta gettonata a Catania, invasione di turisti in via Etnea. Tonino De Mano. Una fotoricordo sotto l'elefante o un elefante in pietra lavica per ricordo. Il ponte dell'Immacolata a Catania scivola via tra l'immancabile passeggiata in via Etnea, un salto al bar, un po' di shopping ed una puntatina ai mercatini di Natale. Tutti a godersi il tepore del sole e, perché no, a cantare. E l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa in una giornata sola. Saluto, bravissimi. È una delle canzoni più conosciute al mondo e chi la intona, neanche a dirlo, arriva da Napoli per una mini esibizione in Piazza Duomo. Accanto a lui un'allegra comitiva che si gode la giornata primaverile e che ha scelto Catania per il lungo ponte che dà inizio alle feste natalizie. Sono di Madrid e sono venuta qua per la pasta. Io sono di Genova. Avendo studiato geologia, ovviamente mi affascina l'Etna e una città come Catania. A Torino fa freddo, umido e qua siamo venuti a asciugarsi le ossa. Su sta nevicando, quindi ci godiamo veramente il sole della Sicilia. Catania è spettacolare, è bellissima, un impatto veramente notevole. Bella città, bel movimento, viva!
Presi d'assalto di buon mattino i mercatini di Natale, dove grandi e piccoli vanno a caccia del regalo giusto. Il mio desiderio è comprare, per esempio, un giocattolo, per esempio un dinosauro, una bici, un qualcosa. Ma non ti sembrano un po' troppe? Eh sì, hai ragione. Fantasia, idee e gadget da mettere sotto l'albero. Per esempio non può mancare l'elefantino, che è il nostro simbolo, gli Oggio, in pietra lavica. Ci piace l'idea che tutti i turisti che ci vengono a trovare portano dietro un oggetto che rappresenta la nostra Sicilia. Natale sereno e presidiato con le vie dello shopping battute dalle forze dell'ordine per un piano di sicurezza che vede impegnati carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale ed un esercito di volontari. In questo giorno di festa siamo andati al mercato di Ballarò a Palermo, abbiamo chiesto ai clienti e venditori cosa ne pensano delle nuove frontiere alimentari. Ecco cosa hanno risposto. Marco Gullà. Farina di grilli, insetti, carne sintetica, pasta di microalghe. Se in alcune regioni molti italiani sono disposti a provare la cosiddetta dieta alternativa, in Sicilia siamo ancora molto lontani da questa nuova frontiera alimentare. E allora nel giorno dell'Immacolata, in cui le tavole dei siciliani saranno impreziosite dai piatti della tradizione, siamo stati al mercato di Ballarò a Palermo e abbiamo chiesto a clienti e commercianti se mai potrebbero aprire i loro palati ai cibi, diciamo, di nuova generazione. Che se la mangiano loro, io preferisco mangiare italiano. No, sono per il cibo italiano. Non siamo a questi discorsi qua, queste cose sono da buttare, queste cose le mangiano soltanto in Cina. Noi siamo qua a Palermo, in Sicilia. Lei non si abituerebbe mai a mangiare? Morirei veramente. I siciliani quindi non hanno nessuna intenzione di cambiare il proprio regime alimentare e allora a Palermo, in questo giorno di festa, si conferma la tradizione. Preparerò del fritto praticamente, cose a pastella, per cui broccoletti, le solite cose, i cardi e poi le teglie, le classiche teglie che me le faccio portare, non le faccio io, di sfincione, di pizza e tante altre cose. Insalata di nervetti, trippa, guanciale, pane con la milza, pane alle crocchette, paisa al fuino, tutto il tipo di cose siciliane. Lasagne, arista di maiale, antipasti siciliani di cui caponata, melanzane, ripiene, cardi, carciofi, insomma un po' di tutto, e poi olive, salumi, eccetera eccetera. E se vi dico farina di grilli e insetti, cosa dite? No, per carità, meglio digiuna. Anche Siracusa entra in pieno clima natalizio, le vie dello shopping sempre più affollate in cerca dei regali da mettere sotto l'albero. Quest'anno però si fanno i conti con l'inflazione. Francesco Aloi. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Arrivato il giorno dell'Immacolata, Natale sembra più vicino. Si fanno l'albero e il presepe, ma c'è anche chi pensa ai regali da donare a parenti e amici. Naturalmente, quest'anno, più del passato, si fanno i conti con il caro prezzi. Bisogna fare conti anche con le spese che hai di casa. Magari anziché prendere cose molto più costose cerchiamo di stringere un pochettino. Tutto costa di più, è il commento che si sente spesso tra gli scaffali di un supermercato o davanti alle vetrine dei negozi. Anche il classico cesto natalizio con prodotti alimentari è aumentato, più 16% rispetto al 2022. Nonostante tutto, però, lungo le vie dello shopping l'aria di festa non manca, almeno quella è gratuita. Lei quanto pensa di spendere? Ma guardi, in questo momento già abbiamo speso 100 euro. Cosa ha comprato? Ho comprato una padella, dei maglioncini, sciarpette e cappellini. Secondo Confcommercio, per i regali si spenderanno 380 milioni di euro, 40 in più rispetto allo scorso anno. Nonostante l'inflazione, li acquisterà il 70% dei siciliani. La spesa media sfiora i 100 euro. La fiducia dei consumatori siciliani sta continuando a reggere. Una fiducia che secondo i nostri dati risulta essere alquanto cresciuta a novembre
dicembre e che in parte si ripercuoterà anche su questo mese di dicembre. E se c'è chi sta già acquistando i regali, c'è anche chi ha fatto partire il countdown per aprirli. Natale è alle porte. E ci occupiamo del caro voli. Non c'è stato alcun cartello fra le compagnie di volo per far lievitare i prezzi dei collegamenti con la Sicilia. L'Antitrust si prepara a chiudere l'inchiesta sollecitata da Regione e associazioni, ma i consumatori non mollano. Maglio Viola. Non c'è alcun elemento che provi l'esistenza di un cartello fra le compagnie aeree per far lievitare i prezzi dei biglietti da e per la Sicilia. L'Antitrust conferma l'imminente chiusura dell'indagine sollecitata dalla Regione siciliana e dal Codacons sul caro voli nell'isola. Che l'inchiesta avrebbe avuto questa conclusione era già chiaro da quasi un mese. Lo scorso 19 novembre era stata infatti avviata la procedura di chiusura per mancanza di prove. Allo Stato è prevista la chiusura del procedimento nelle prossime settimane, conferma adesso Guido Stazzi, segretario generale dell'organismo garante della concorrenza, durante un'audizione alla Commissione Insularità. La tendenza all'aumento dei prezzi risulta essere generalizzata. Tuttavia la vicenda non è del tutto conclusa, non mollano le associazioni dei consumatori, ma anche la stessa autorità non ha concluso la procedura. L'attenzione si sposta su un altro punto, l'effetto degli algoritmi sulla determinazione dei prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna, grazie ai nuovi poteri conferiti dall'autorità delle garanzie. Attendono l'esito di questo secondo procedimento anche le associazioni dei consumatori. Intanto è online da 4 giorni la piattaforma della Regione alla quale i residenti siciliani possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola e combattere in questo modo il caro voli. Agli sconti hanno aderito quasi tutte le compagnie, ad eccezione di Ryanair, con la quale si continua a trattare. Tuttavia il caro voli, mitigato, non certo risolto per i collegamenti con Roma e Milano da questi provvedimenti, continua ad essere un devastante ostacolo sugli altri scali, da Bologna a Torino, da Genova a Pisa. A Catania centinaia di studenti, donne e cittadini in corteo per protestare contro lo sgombero dello studentato 9500 e del consultorio di Via Gallo. Sul caso esprime solidarietà anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, vittima di femminicidio. Emanuela Corsi. Corteo per protestare contro lo sgombero dello studentato 9500 e del consultorio Mi Cuerpo es Mio gestito dai volontari della città. Centinaia di donne, studenti, associazioni, cittadini sono partiti da Villa Bellini e hanno raggiunto Piazza Duomo, sotto il comune di Catania, con decine di cartelli e striscioni per chiedere un tavolo di confronto con il consiglio di amministrazione dell'immobile di Via Gallo, di proprietà dell'ente Ursino Recupero, occupato da alcuni universitari e soprattutto dove da oltre 6 anni era presente il presidio per contrastare la violenza di genere. Questa è la risposta della città, è molto importante rispetto ai fatti vergognosi accaduti il 5 dicembre, ovvero lo sgombero di un presidio fondamentale per la città contro la violenza di genere e contro la violenza maschile sulle donne. È stato emblematico quello che è successo, tra l'altro proprio in contemporanea con i funerali di Giulia Cecchettin. La notizia dello sgombero avvenuto il 5 dicembre scorso ha fatto il giro del paese e ha suscitato tra i tanti anche l'indignazione di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che su Instagram ha pubblicato il giorno stesso dei funerali di Giulia: lo Stato sgombera a Catania il consultorio Mi Cuerpo es Mio, un presidio contro la violenza di genere. Il consultorio autogestito e lo studentato 9500 devono ritornare, devono essere di nuovo parte integrante di quell'immobile. Questa mattina quel lucchetto davanti al portone fa male, dice una volontaria che ricorda l'importanza del consultorio per tante ragazze. Il primo presidio territoriale che loro banalmente hanno trovato, anche solo cercando sui social, è stato il consultorio, che le ha aiutate gratuitamente, senza chiedere niente in cambio, senza nessun tipo di problema. Ripeto, tutto gratuito, perché appunto le accuse che anche un po' ci sono state mosse in questi giorni è che le nostre attività fossero per lucrarci sopra. Noi non abbiamo mai preso un euro da nessuna delle persone che ha attraversato il consultorio e lo studentato 9500. Dalle indagini che hanno portato al sequestro dello stabile però sarebbero emerse molte irregolarità. Oltre all'occupazione abusiva dell'immobile, anche un'attività ricettiva che veniva svolta illegalmente al suo interno. La mafia viaggia su TikTok, dai neomelodici ai trapper, i social più utilizzati dai giovani diventano terreno fertile per diffondere e far diventare affascinante la cultura criminale. Eva Spampinato. Adesso un po' sbandati fuori nelle strade
La Sicilia canta Napoli e con l'avvento dell'autotune la musica neomelodica diventa trap music dall'accento napoletano, ma cantata dai siciliani. Dai catanesi Gianni Celeste e Nico Pannetta ai palermitani Tony Colombo e Daniele De Martino, e poi le nuove generazioni di trapper made in Sicily che si appoggiano a case di produzione fiorenti sotto il vulcano per veicolare contenuti di un genere musicale criticatissimo dagli adulti, amatissimo dai giovani e sorvegliatissimo dalle forze dell'ordine. Ragazzi incensurati, zero fatturati, soldi facili nelle tasche crimini. Si canta l'amore, ma anche la mafia, l'ostentazione di auto extra lusso, i gioielli kitsch, pistole, soldi, la rivendicazione di parentele mafiose. Si mostrano le case dall'arredo opulento, come quella di Pino Rosselli, arrestato ieri insieme al figlio di 19 anni, perché assieme agli strumenti musicali nell'abitazione di San Giorgio i carabinieri hanno trovato 18 kg di droga e un deposito di armi. I figli sono cosa più importante. La mafia viaggia su TikTok, che diventa luogo di sponsorizzazione e comunicazione. Dalle bacheche si lanciano sfide e minacce. Questo ti sbirro, non sei mio amico se sono un invidioso. All'avvertimento sui social segue l'agguato sul territorio. Le piattaforme diventano radar per intercettare affiliati e nemici, da sostenere o colpire, e la polizia sorveglia la Google Generation criminale. L'atteggiamento criminale diventa moda e modello tra i giovanissimi, che non condannano personaggi come Shiva, trapper milanese da milioni di follower e download, arrestato e adesso in carcere per tentato omicidio perché sparò davanti alla sua casa discografica. Non sento le voci di sti bla 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 bla, infami e pute vanno sempre in coppia. Ci fermiamo, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, torniamo con il calcio. A Messina domani sera sarà derby, Lucarelli si presenta da ex e con un Catania annunciato all'attacco. Sentiamolo. Un derby, forse no per i tifosi rossazzurri, ma l'unico confronto con una squadra siciliana in questa stagione mette di fronte Messina e Catania, e le partite tra giallorossi ed etnei negli anni non sono mai state prive di spunti, episodi, polemiche, sfottò, pieno stile derby, insomma. Forse dall'altra parte è sentita leggermente di più. Questo non vuol dire che questa partita è comunque un derby e quindi vada giocato e onorato nel migliore dei modi anche da parte nostra. Al Franco Scoglio si troveranno di fronte due squadre che stanno cercando di mettersi alle spalle un periodo non proprio felice. A Catania Lucarelli ha dato la scossa, nonostante l'ultimo pari con la Virtus Francavilla. Il tecnico livornese sta trovando una quadra tattica e anche in riva allo Stretto, dove si presenterà da ex, sarà 4-2-3-1 con gli uomini che stanno giocando con regolarità. Rocca, Chiricò e uno tra Marsura e De Luca dovrebbero giocare dietro la punta centrale, che dovrebbe essere Di Carmine dall'inizio. Bomber da 6 gol in 11 gare. Può essere della partita, decideremo se farlo partire o farlo entrare in corsa, lo decideremo nelle prossime ore. Abbiamo anche altre due situazioni da monitorare, però insomma arriviamo bene a questo appuntamento. In difesa Silvestri e Curado saranno i centrali, ma sarà soprattutto la fase offensiva quella più attesa, perché Lucarelli ha annunciato un atteggiamento offensivo con verticalizzazioni e velocità per mettere in difficoltà il Messina. Quello che ti fa rimanere sempre e comunque in partita, in tutte le partite, è la prestazione mentale, e questa io me l'aspetto ogni volta che noi scenderemo in campo per una partita. Palermo in marcia verso la delicatissima sfida di domenica a Parma. Ci credono i tifosi rosanero, che al Tardini saranno oltre 2000. Corini recupera pedine importanti. Marco Gullà. Oltre 2000 tifosi del Palermo al Tardini per la partita di domenica contro il Parma. I fans rosanero, nonostante il periodaccio della squadra di Corini, non perdono fiducia ed entusiasmo e affolleranno il settore ospiti per una partita che qualche settimana fa poteva valere anche la vetta della classifica. Il Palermo ha bisogno di una scossa, servono punti per risalire in classifica, ma ovviamente il cliente di domenica è abbastanza insidioso, eufemismo questo. Il Parma vola verso la Serie A e anche in Coppa Italia contro
la Fiorentina fuori casa, seppur eliminato ai calci di rigore, ha dimostrato di avere un telaio da formazione di massima serie. Sarà estremamente dura per il Palermo. Eugenio Corini ritrova pedine importanti, sono tornati a disposizione infatti Insigne, Soleri, Koulibaly e Vasic, mentre l'unico indisponibile è Ceccaroni. Il tecnico quindi potrebbe tornare al 4-3-3 e accantonerà la difesa a 3 vista nelle ultime 2 gare. In avanti si rivedrà il tridente, una nuova chance per gli esterni offensivi. Insigne è tornato a disposizione e dovrebbe essere proposto subito dal primo minuto, anche se rimane in piedi l'opzione Di Mariano. Di Francesco, dopo lo spezzone col Catanzaro, è pronto a tornare titolare sulla sinistra. Al centro c'è sempre Brunori. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.